Via, fate pena, fratelli. Ecco, dice, piccolo esempio di terra, parla più volte. di mare, Ritmo, dell'aria, begin o altro. camicie nere della naturalmente, rivoluzione e delle regioni, il messaggio è per uomini i e donne d'Italia, terroristi titano. Vabbè. dell'impero. Scherpis, Indolfi e adesso Marangoni. Però via, fate pena, fratelli. Invece si chiama Fate bene, fratelli, la via del covo per ingannare. Rubi, caso chiuso, bruti liberati. Resta aperto il caso case chiuse, il casino, avvinghiante la sacra infezione di Questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Oggi, giovedì 4 novembre, si prende atto che Italia meraviglia, per consogliare non può fare a meno della russo-calamia caraiba. Dove abita Italia? In via fate pena, fratelli. Rubi, caso chiuso, bruti liberati. Edmondo le barzellette le racconta meglio di Berlusconi. Indolfi poi, aspettando il barzellettiere Marangoni. La barzellettiera Cecilia Massena, PM in quel di Milano, e a seguire la barzellettiera Laura Tragni, la barzellettiera Lucia Elena Formica, il barzellettiere Capo Tarantola, la barzellettiera Serena Baccolini, la barzellettiera Rossana Filacchione, il barzellettiere Andrea Bianchi, la barzellettiera Grazia Cesaro Ofelia, il barzellettiere Enrico Varilli, il barzellettiere Giorgio Marzocchi. Tribunale civile di Milano, via fate pena, fratelli. Continua, dice, visualizza tutti i commenti, dove abita Italia? In via fate pena, fratelli. Scherpis, Indolfi, Marangoni, Lafayette Emilio abitano in via fate pena, fratelli. Berlusconi Silvia e Sarci abitano in via fate pena, fratelli. Maratti Letizia e Sarci abitano in via fate pena, fratelli. Nichi Vendola, videolettera Silvio Berlusconi, il teatro della virilità, abitano in via fate pena, fratelli. I bruti liberati abitano in via fate pena, fratelli. Rubi con Corona, la ragazza marocchina amica di Berlusconi, in titolo abitano in via fate pena, fratelli. Dove abita Italia? In via fate pena, fratelli. Crozza e il cubo di Rubi Ballarò del 2/11/2010 abitano in via fate pena, fratelli. Roberto Benigni dove abita? In via fate pena, fratelli. Tutti là abitano, insomma. I bruti liberati abitano in via fate pena, fratelli. Dice, non leggete i giornali, non guardate la TV, non frequentate il web, non aprite le caselle postali, lasciate riposare i postini, il telefono, i fax. Lasciate riposare a 2A l'energia più vicina a te, l'estorsione più vicina a te, la costipazione più vicina a te, il mal di testa più vicino a te. Non fate niente.
gli strumenti di comunicazione che voi cittadini, anche i servizi, che voi cittadini pagate, servono esclusivamente ai condottieri d'Italia per parlarsi, raccontarsi le barzellette. Però che sta di? Vedi che sta di? Dove abita Italia? In via Fate Pena Fratelli. Elio e le storie mosce abitano in via Fate Pena Fratelli. Dice Serena Dandini abita in via Fate Pena Fratelli. Santoro, Traveglio, eccetera, dove abitano in via Fate Pena Fratelli. Insomma, i bruti liberati Italia abitano, dice, in via Fate Pena Fratelli. Dice, dove abita Italia? In via Fate Pena Fratelli. I 40 Caini di Puglia, dove abitano? In via Fate Pena Fratelli. Vabbè, questa canzone, dice, questa canzone di Fate Pena Fratelli, dice, assieme a Volante Assassina o Assassinata, è lo stesso, è citata nel Procipin numero 9287/06 PM titolare Gaetano Ruta. Però, via Fate Pena Fratelli, dice, nel cavalosco più infamoso di Milano, sono un tutt'uno, ordinotti e manigoldi, e il tizio che non sa perché sta lì, risposte mai non ha, gli dicono stai zitto, e se protesti te minacciano di guai. Dice, voglio un avvocato. Dice, chiamatemi questo, chiamatemi quello. Dice, detta, siamo noi gli avvocati, siamo noi i tuoi familiari, siamo noi questi, siamo noi i presidenti, siamo noi tutto. E gli ordinotti sono fatti così, i questurini. Ecco, e invece nel caso di, che ne so, di Rubi, no? Nel caso dei marocchini, invece i questurini chiamano Alessandra Minetti, chiamano Berlusconi Silvio, chiamano i brutti liberati, chiamano la Fiorillo. Sono fatti così. Dice, si chiama Fate Bene Fratelli, la via del covo per ingannare. Dice, se tu non hai niente sulla coscienza, ci restano male, ed allora gli ordinotti, sai, te punzecchiano, dicono fanno per farti gridare, poi te danno del matto e fino a quando protesti non sono contenti, e allora dice dai, punzecchia ancora un po', cincischia ancora un po', al punto che esci e tu sei deficiente o rio. Dice, prima ero buono, mo sono deficiente e rio e mo me dovete da pagare. Già, e mo sono deficiente, e mo sono no, prima ero intelligente, e adesso voi mi avete fatto deficiente e mi dovete da pagare. Dice, no, dice, prima ero buono, tenevano a bontà, e mo sono cattivo, e mo dovete da pagare. Ecco, dice, nel cavolosco entri buono, esci cattivo, però nel cavolosco entri onesto, esci bandito. Però il forno, dice, è acceso, la pala è dentro, il tizio è cotto, si lascia andare, dice, ma tanto non è una marocchina, no? Poi l'ordinotto, poi, guarda, l'ordinotto, poi gli spara e ottiene onori e gloria dal taglianastri. Però, dice, aveva gli occhi bianchi, sembrava un demonio. Però, dice, e ci credo, anche la volpe braccata, disparata, fa paura, la piccola volpe, no? Se tu, prima di esalare l'ultimo respiro, raccoglie le forze e morde. I veri malvagi sono gli ordinotti e i bracconieri, gli ordinotti e i bracconieri e la feccia ammaestrata. In via Fate Bene Fratelli, il forno è acceso,
la pala è dentro, il pizzico è cotto, si lascia andare. Poi l'ordenotto gli spara e ottiene onori e gloria dal tagliamastri. Che fatica essere eroi! Ti devi fabbricare anche la sagoma con sangue e testa, puntare, mirare e poi sparare, spruzzi di cervello, coriandoli a carnevale, che festa! L'ordenotto dice, non avrei mai voluto farlo, dice, e io ci credo, sì. E invece il nuovo Santissimo Questore di Milano si non chiama abbiamo pescato, dottore. Alessandro Mangone. No, doveva portarlo lui. No, lui era E allora che mi questore moltiplico? in quel e mi dice a uno dice il nuovo Santissimo Questore di Milano si chiama Marangone e prima era questore in quelle di Casalinghe, made in Italia, tirati da muscoli, comandati dalle teste scorrevoli, in anfratti, senza amori ma in fregola, per la gioia di sentirsi Cleopatrole. Avvocati made in Italia. Tanto significativo che dimostra una grande cultura di governo. Ma che cultura di governo? Ma che sta di che le comprate le comperacce? Ha fatto sempre, a dire, sono 16 anni che ci porta disgrazia. Ha capito? Signora, io ha portato sempre disgrazia. No, ma per voi invece mi rispetto, perché siete dei mascalzoni. Dovete rispettare le istituzioni. No, siete dei mascalzoni, guardi al governo. Noi rispettiamo la sua perché non mandi via cosa? Qui sotto che stanno tutti segnati a paga lei e invece ce l'ha. Quelli che non c'è via da signora esprima la sua sono tutti divorziati e poi vanno a piatto, ma certo. Allora noi siamo arrivati. La donnina se l'è magnata, poi si allontana, ma appena la Bernini si riprende dal trauma. Disconto. Allora, Canta i Poi è opportuno. Vedi che lenza! Poco dopo a parlare è il finiano Benedetto della Vedova, ma guardate dietro di lui quell'argentea criniera che è familiare. Infatti, Ma insomma dobbiamo guardare avanti, no? Ma siete Indietro. sicuri che i lettori vanno dato sta non è che si sono fermati come si è colpa di loro. No, gli elettori ci hanno dato i voti, noi abbiamo la fiducia. visto che i cosiddetti giornalisti di domande non ne fanno, Della Vedova in vistoso imbarazzo tenta di rispondere alla gagliarda veterana. I lettori vanno dato sta fiducia. Non è che si sono fermati come si è colpa di loro. No, gli elettori ci hanno dato i voti, noi abbiamo la fiducia. Dopo la Bernini pure Della Vedova è andato nel panico, del resto la signora... Combattenti di terra, Candidati made in Italy a servizio del popolo, dei banditi in divisa che picchiano, dei canditi in cravatta che infamano, sanno ma non ne parlano ignobili. giornalisti made in Italy che intervistano i broccoli della mamma
degli ortaggi dell'ortolo. Se carote, melanzane e cocomeri, son d'accordo, i microfoni si spengono.